Per la 22esima giornata di seconda categoria Girone C, al Grondona si affrontano Pontedecimo e l'Arabona. Padroni di casa al terzo posto in piena zona playoff sfidano la capolista al suo primo vero match point della stagione. 3 punti d'oro che gli regalerebbero infatti la vittoria matematica del campionato e la promozione in prima categoria. Arbitra il signor Scandale della sezione di Genova. Pronti via e l'Arabona aspetta solo 3 minuti per effettuare il sorpasso con questa bellissima punizione di Sciutto che lascia partire il mancino, scavalca la barriera e insacca il pallone a fil di palo, non lasciando scampo a Corsini. Un gol tira l'altro e al 9° minuto Mboge fa da sponda a Musso che col destro calcia di prima al volo gonfiando la rete alle spalle del numero 1 Granata. Pontedecimo 0, l'Arabona 2. Alla mezz'ora proteste Granata per questo intervento in area ospite ai danni di Montermini, ma il direttore di gara valuta eccessiva la sua trattenuta e fischia fallo in attacco. Pochi minuti più tardi si scaldano gli animi e una discussione tra le panchine finisce con l'espulsione di un giocatore di casa. Al 40° punizione Pontedecimo, battuta da Balestrero, ma sulla traiettoria non arriva nessun compagno. Sul finale del primo tempo lancio lungo di Doku che pesca Musso in profondità, il numero 9 è abile a saltare Corsini, ma l'arbitro ferma tutto per questo intervento ai danni di Rebora. Prima frazione di gioco che termina dunque sul parziale di 0-2. Inizia il secondo tempo con il Pontedecimo a caccia del gol che riaprirebbe la partita e al minuto 51 dal limite dell'area ci prova Giuliana che si coordina male e calcia a lato. Situazione che si complica per i padroni di casa un minuto più tardi, Barabino chiude in ritardo su Mboge e Scandale estrae il secondo cartellino giallo, costringendo il capitano Granata a lasciare i suoi in 10 uomini. Rivediamo il tutto a rallentatore. Dallo sviluppo della punizione l'Arabona va vicino al 3-0, ma Corsini si allunga e devia sulla traversa. Al 70° doppia occasione ospite, prima con Moschillo che d'esterno serve Musso, il quale a tu per tu col portiere calibra male lo scavetto. Poi déjà vu del primo tempo, con questo lancio lungo di Doku in profondità per lo stesso Musso, che in allungo mette sul fondo. Nel miglior momento dell'Arabona si fa vedere e concretizza il Pontedecimo, al 78° punizione di Caselli intercettata da Prestia che appoggia per Fravega, che si fa trovare pronto e accorcia le distanze siglando il gol dell'1-2. Pontedecimo che spinge al massimo nel finale ma non riesce a sfruttare questo bel cross di Montecucco. L'ultima emozione della partita arriva nel recupero, quando un infermabile Musso sfiora la doppietta cercando di prendere in controtempo Corsini, ma il numero 1 non si fa ingannare. Termina qui sul risultato di 1-2 una partita a tratti bloccata. L'Arabona Corsara ottiene 3 punti d'oro grazie ai quali con 4 giornate d'anticipo si laurea campione del girone C di seconda categoria, raggiungendo la tanto ambita promozione in prima. Pontedecimo che rallenta la corsa e si ferma in terza posizione in attesa del risultato del San Giovanni Battista.